Benvenuti, oggi è mercoledì 9 agosto 2023. Il sole sorge alle 6.09 e tramonta alle 20.01, mentre la luna sorge alle 18.20 e cala alle 2.34. Oggi si celebra Santa Teresa Benedetta della Croce. Il nome Teresa ha origine greca e significa cacciatrice. Il suo numero fortunato è il 7, il colore è l'arancione, la pietra è il berillo e il metallo il ferro. Ormai si trova ovunque e da ingrediente povero è diventato sinonimo di piatti gourmet, condimenti di pizze, tartare, tonno. Nota soprattutto per le sue dimensioni che vanno dai 500 grammi ai 3 kg, ha un sapore incredibilmente dolce. È la cipolla di Giarratana. Dalla forma leggermente schiacciata e dal colore bianco, cresce nel comune di Giarratana, sui Monti Iblei e nei dintorni della provincia di Ragusa. Grazie al sapore mai pungente è ottima da consumare cruda, nelle insalate oppure condita con olio e sale. Sono 63 le candeline per l'attrice Barbara De Rossi. Entra nel mondo del jet set a soli 15 anni, notata dal regista Alberto Lattuada mentre partecipa a un concorso di bellezza. Debutta al cinema con Così come sei, nel quale recita al fianco di Marcello Mastroianni e Nastassja Kinski. Il successo lo troverà sul piccolo schermo, dove avrà ruoli da protagonista in moltissimi TV movie. Festeggia 84 anni Romano Prodi, politico di lungo corso, leader dell'Ulivo ed ex presidente del Partito Democratico. Ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali di prestigio, presidente del Consiglio dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 2008 ministro dell'Industria nel governo Andreotti IV e presidente della Commissione Europea dal 1999 al 2004. Infine oggi compie 34 anni il pilota motociclistico Andrea Iannone. Dall'età di 14 anni si è dedicato alla passione per le moto, dimostrando un grande talento. Dal 2013 è passato in MotoGP, riscuotendo molti successi. È conosciuto anche nel mondo del gossip per la sua relazione prima con Belle Rodriguez e poi anche con l'influencer Giulia De Lellis. Adesso sembra essersi stabilizzato insieme ad Elodie. Camminando lungo la piazza del Duomo sicuramente noterete i turisti che si fotografano mentre fingono di reggere qualcosa. Bene, tutto ebbe inizio il 9 agosto del 1173, quando i lavori per la costruzione del campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta presero il via. Nel corso degli anni la torre di Pisa divenne celebre in tutto il mondo per la sua caratteristica pendenza, diventando un'icona riconoscibile. Infine, nel 1987, l'UNESCO la dichiarò Patrimonio dell'Umanità, sottolineando il suo valore culturale e storico. In mezzo al Pacifico, in Micronesia, sorge un atollo grande meno di 2 km quadrati, composto da 2 isolette. Una di queste si chiama Pinglep e la sua esistenza non farebbe grande notizia se non fosse per un tifone che 250 anni fa uccise il 90% della popolazione. Da allora, a causa di una deriva genetica detta effetto collo di bottiglia, circa il 10% degli abitanti soffre di daltonismo totale e vive una vita in bianco e nero. E adesso tutti con gli occhi puntati alle stelle, perché è arrivato il momento di scoprire i segreti dell'oroscopo con Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna ha voglia di fare tremare un po' lo zodiaco, si congiunge a Urano, quindi novità per tutti. Vediamo quali. Ariete, le vostre novità hanno a che fare con degli incontri fortunati e un inaspettato interesse nei confronti di una persona appena conosciuta. Bene, dateci dentro, siete tornati di nuovo a essere i più coraggiosi dello zodiaco. Toro, la giornata di oggi presuppone un certo nervosismo, proprio perché la Luna è molto elettrica ed è nei vostri gradi, a parte i su e giù emotivi di cui potreste risentire un certo senso di spossatezza. Ecco che oggi però potrebbe anche accadere quel piccolo accidente di fortuna che invece inaspettatamente vi ribalta la giornata. Gemelli, giornata incredibilmente intensa, proprio perché le emozioni quest'oggi saranno quasi incontrollabili. Non rischiate di dire troppo, è vero che venite da un lungo periodo di ascolto e di accumulo, ma oggi
oggi tentate di essere propositivi e di essere spettacolari come sapete essere, poiché esplodere in una esplosione di nervosismo non sarà proprio l'ideale, cercate di essere più morbidi. Cancro, giornata oggi in cui la vostra esuberanza dovrebbe un po' essere imbrigliata in qualcosa di più solido. È vero che potrebbero non mancare delle sorprese molto positive, però cercate di non esagerare, poiché la persona che vi piace o il partner potrebbero farvi notare che siete un po' troppo espansivi. Leone, giornata oggi in cui accade un imprevisto che Venere gradisce molto. Si sa che Venere non è molto seria ed essendo ospite nei vostri gradi vi bombarda di suggestioni un po' impreviste. La Luna, congiungendosi a Urano, oggi potrà farvi arrendere al fatto che vi piace qualcuno di scomodo. Vergine, giornata interessantissima oggi, visto che la Luna elettrica e dinamica si associa al vostro Marte e Mercurio, dandovi delle notevoli possibilità di rigirare una frittata un po' complicata da girare e di darvi quelle possibilità che da tempo cercavate per andare in vacanza sereni, dando un corso alle vostre vicissitudini lavorative veramente più sereno. Oggi potete farlo. Bilancia, la giornata di oggi presuppone degli imprevisti che solo in serata potranno essere piacevoli, ma alcune telefonate e alcune rassicurazioni sarà intelligente procurarsele proprio magari facendo una chiamata a un avvocato o a qualcuno che cura i vostri interessi, giusto per stare più sereni. Scorpione, giornata oggi che tocca il suo culmine di nervosismo, anche se Plutone, il vostro pianeta, vi viene in soccorso e vi dà modo di avere una quasi folgorazione sulle vostre vicissitudini che vi porterà a maturare delle decisioni che muoveranno di molto la vostra emotività. Cercate quindi di afferrare il toro per le corna e di dirigere i cambiamenti dove volete che vadano. Sagittario, giornata interessantissima oggi, visto che la Luna elettrica rimanda a Giove dal suo Urano abbracciato stretto delle notizie inaspettate e probabilmente un flirt, una passione o una sorpresa potrebbe combinarsi in questa giornata imprevedibile. Capricorno, la giornata oggi tende un po' a destabilizzarvi proprio perché qualcuno probabilmente vi dà la misura dei propri sentimenti. Forse qualcosa di fortemente emotivo vi investirà e voi prenderete coscienza. In aumento la passione che regna sovrana per adesso nei vostri gradi. Acquario, giornata oggi che vi dà un assist, seppure la Luna è un po' storta, è sempre congiunta al vostro pianeta Urano e quindi vi rimanda delle tensioni che potrebbero essere canalizzate in una maniera creativa. Avere il colpo di genio, partorire la genialata che vi fa switchare su tutt'altro, oggi sarà possibile. Magnetici, come sempre, interesserete molto a una persona che farà di tutto per conquistarvi. Pesci, giornata interessantissima oggi, anche se Urano finirà un po' di darvi noia e di convincervi che siete capaci anche di decisioni molto forti, anche nella negazione. Siete il segno dello spirito di sacrificio, ma non sempre dovrete essere accondiscendenti. Sei un videomaker? Hai sempre sognato di vedere il tuo lavoro in TV? Beh, Antenna Sicilia sta preparando un contest imperdibile per tutti gli appassionati di documentari e video. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. Mi raccomando, non lasciarti scappare questa opportunità. Col cortometraggio Death Dishes, il 9 agosto del 1930 debutta nel mondo dei cartoon l'esplosiva Betty Boop. Anche se in questa prima apparizione ha le sembianze di un barboncino, Betty si presenta già nella sua veste sexy e spiritosa, destinata a sconvolgere l'America puritana negli anni 30. Disegnato dai fratelli Max e Dave Fleischer, il personaggio è ispirato a Helen Kane, famosa cantante degli anni 20. Sono sicura che sarà capitato anche a voi. Magari una vostra amica si presenta con un nuovo taglio di capelli, dopo essersi fatta quella frangia che onestamente non le sta proprio bene.
e vi chiede cosa ne pensate. Beh, in una situazione del genere è meglio dirle semplicemente la verità, senza tanti giri di parole. Il proverbio inglese è "don't sugarcoat it", che significa non indorare la pillola. Ci ricorda l'importanza di essere sinceri anche quando le notizie non sono piacevoli da sentire. Vi siete persi le nostre puntate durante le meritate vacanze? Beh, non temete, abbiamo la soluzione per voi. Potete recuperare tutto ciò che avete perso direttamente su YouTube, sul nostro canale Sicilia Play. Il celebre pittore fiammingo Hieronymus Bosch è circondato da molte leggende. Una di queste sostiene che utilizzasse il filtro delle streghe, una sostanza psicotropa che provoca allucinazioni. Le informazioni certe sul pittore sono scarse, ma è evidente che il male, il peccato e la colpa sono i temi centrali della sua pittura. I suoi quadri sono vere e proprie visioni. Secondo Filippo Daverio emergono dal profondo di un inconscio in cui si intrecciano i più incredibili incubi. Solo l'ironia può renderli digeribili ai nostri occhi. Bosch non aveva bisogno di psicoterapia per esplorare il suo inconscio. Era tutto già lì, dipinto su tela. Ci salutiamo con la frase del giorno. Anche un orologio fermo segna l'ora giusta, 2 volte al giorno. Auguro a tutti una buona giornata, un saluto dalla vostra Naomi.